Ben ritrovate il nostro consueto appuntamento con voi che davvero ogni settimana ci seguite in tantissimi, quindi la nostra trasmissione Diritti Negati. Cercheremo anche oggi di darvi, speriamo, dei consigli utili insieme al nostro avvocato, l'avvocato Pierpaolo Rodighiero, responsabile del Codacons Cosenza. Bentornato, avvocato. Bentrovati a tutti. Beh, oggi parleremo insomma di tante cose, ma io vorrei salutare, vediamo se è pronto il collegamento, Sergio Mazzuca, imprenditore cosentino. Intanto ben trovato Sergio, mi sente? Buonasera, sì, io la sento, buonasera a lei e ai suoi telespettatori, buonasera anche all'avvocato. Noi proprio in questa trasmissione ci siamo sentiti con Sergio Mazzuca un anno fa, ecco, nel periodo della prima ondata della pandemia. Poi in questo anno molte cose sono cambiate, l'abbiamo già parlato, Sergio Mazzuca ha avuto un incontro, diciamo, ravvicinato, no? Con questo virus. Adesso superato, insomma, quella fase? Sì, fisicamente l'abbiamo superata, un po' meno moralmente, però siamo qui e siamo felici di raccontare ancora questa storia negativa che purtroppo in molti ancora non ci credono. Quindi io sono testimone purtroppo di questa brutta disavventura. Certo, è importante anche dare questo messaggio perché, come diceva avvocato anche Sergio Mazzuca, ancora molti non ci credono, c'è lo spettro di nuove chiusure, sicuramente per Pasqua rimarremo chiuse perché purtroppo ancora in giro per strada ci sono molti assembramenti, quindi probabilmente questo virus, non lo so, ci conviviamo forse da tanto tempo, ci siamo abituati, non sappiamo quello che succede. Sì, prospera sulla nostra voglia di vivere, di socializzare e di assembrarci. Purtroppo troppo spesso e troppo facilmente ci dimentichiamo che invece non è così, indipendentemente dal colore della regione, dobbiamo stare sempre molto attenti. L'esperienza di quest'estate negativissima, dove si pensava che addirittura non c'era, e praticamente poi gli effetti negativi di questa pseudo libertà che abbiamo avuto quest'estate, mal interpretata, poi ci siamo accorti a settembre dell'ondata e di quello che ha provocato. Ma il nostro ospite Sergio Mazzuca, a parte che essere imprenditore, vive molto la città e quindi sa benissimo le dinamiche che ci sono state non solo dal punto di vista commerciale, che poi faremo qualche domanda, ma anche dal punto di vista proprio delle persone e della non attenzione dedicata, diciamo, alla prevenzione. Prevenzione, diciamo, siamo veramente poco avvezzi a coltivarla, ecco, non so se è questo. Sergio Mazzuca, anche perché questo è un virus subdolo, no? Lo diceva anche Certo. Mazzuca, perché adesso è negativo, però ti lascia qualcosa anche a livello psicologico, come diceva Mazzuca. È così? Sì, è così, ripeto, io sono negativo ormai da 3 mesi, però ancora oggi ho dei risentimenti negativi sul quotidiano e quindi mi collego a quello che diceva l'avvocato. È vero, a livello nazionale, a livello locale siamo stati molto leggeri, lo siamo ancora tuttora e non cerchiamo ecco, alibi, perché purtroppo dipende tutto dal nostro comportamento. Non siamo stati bravi nella gestione di questa pandemia, siamo stati pessimi a 360 gradi a mio avviso. E quindi insomma bisogna chiaramente cambiare le cose, anche perché non lo diciamo sempre, no? Mazzuca, c'è l'emergenza sanitaria, però l'emergenza economica viaggia di pari passo, quindi lei come imprenditore, no, della città di Cosenza, diceva bene l'avvocato, anche il polso della situazione, della
difficoltà, delle difficoltà economiche che ci sono in molti settori, no, Noi l'anno scorso, la trasmissione che facemmo l'anno scorso, purtroppo è passato un anno e parlavamo dei primi problemi di carattere economico. Certo. Con Proprio con Sergio Sergio Mazzuca. Ora vorrei sapere a distanza di un anno il panorama, perché le prime avvisaglie di questa crisi, di questa pandemia economica, però è passato un anno e io mi ricordo benissimo quello che diceva Sergio Mazzuca l'anno scorso, cioè a me sembra che praticamente, cioè, non è che si è fronteggiato meglio della pandemia quella sanitaria, quella economica, perché mi sembra che c'è stata una desertificazione di attività commerciali. Forse rispondiamo dopo. Sì, alla telefonata rispondiamo dopo. Intanto volevo far rispondere Sergio Mazzuca e poi abbiamo già una telefonata. Intanto chiedo al nostro telespettatore di pazientare perché vorrei sentire la risposta di Sergio Mazzuca. Sì, dici bene, un anno è passato ma è cambiato ben poco, sia a livello sanitario, ahimè, e sia a livello economico, perché purtroppo il Sud, in questo caso Cosenza, la Calabria, già era sofferente pre-Covid, oggi ancora di più in quanto moltissime attività purtroppo non apriranno più. Si vede quotidianamente che l'economia non gira e ahimè si vede poco, ecco, questa benedetta luce in fondo al tunnel non si riesce a intravedere, ecco, questa è la mia principale preoccupazione. Certamente moltissimi imprenditori poggiano sui benefici statali, però ecco, anche noi abbiamo le nostre colpe perché anche noi dobbiamo dare del nostro meglio e anche noi dobbiamo cercare di darci da fare. Ecco, questo è quello che a un anno è la mia, come dire, la mia riflessione. Quindi un anno davvero molto particolare, intenso, però per alcuni versi le cose poi in alcuni settori sono rimaste ferme, no? Non si sono rimaste ferme e poi soprattutto non si sta programmando il dopo Covid, perché prima o poi finisce, però io non so se Sergio Mazzuca è stato chiamato a dare, diciamo, la sua esperienza di imprenditore, cioè i tecnici che gestiscono i finanziamenti sentono gli imprenditori per una ripartenza, perché mi sembra che andiamo sempre, facciamo sempre dei provvedimenti di emergenza. E programmare un'attività economica, l'attività economica fermata ha bisogno di 5-6 mesi di avviamento, quindi se non c'è una programmazione, perché prima o poi finisce la pandemia, quindi non si può andare impreparati anche ad aiutare, di creare i presupposti per la ripresa. Io ritengo che, non lo so se i tecnici sentono chi è sul mercato. Chiediamolo a Sergio Mazzuca se qualcuno le ha chiesto. Sì, no, guardi, sinceramente c'è poca informazione, e nello stesso tempo io penso che oggi il lavoro si debba reinventare, non sarà più nulla come prima. Quindi tocca a noi imprenditori fare il primo passo e modificare il nostro modo di fare. Io devo essere sincero, gli incentivi ci sono stati, sono arrivati, la cassa integrazione, insomma è a un buon punto, quindi sinceramente lo Stato ha fatto la sua parte. Certo, ci aspettavamo di più, non è stato sufficiente, non lo è sufficiente, però, ripeto, qualcosa si è mosso, sperando che questo nuovo governo possa avvicinarsi ancora di più agli imprenditori, ai piccoli e medi imprenditori. Ecco, io però ribadisco, oggi più che mai bisogna reinventare il lavoro. Come si reinventa il lavoro? Come si può fare? Ecco, come si può reinventare? Guardi, io le spiego, io già l'anno scorso, naturalmente noi il 90%, anche il 95% del nostro lavoro è stato ed era offline.
Oggi, a distanza di un anno, siamo riusciti a portare quel 5% di online al 20%, quasi il 25%. Quindi questo è stato un modo nostro di vedere il futuro, cioè guidando i nostri clienti via WhatsApp, via Facebook, via ecco, queste nuove risorse che abbiamo, e lì ecco, io su questa strada ho investito tanto e oggi vedo la mia azienda, come dire, raggiungere quasi un 25% del suo fatturato attraverso questi mezzi, ma intorno c'è tanta gente che non crede nella digitalizzazione delle imprese. Quindi ecco, io la vedo su questo segno. Ecco. Allora rimanga con noi perché abbiamo una telefonata. Pronto? 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 Salve, da dove ci chiama? Buonasera, sono Salvatore da Castrovillari. Benvenuto intanto, prego. Grazie, complimenti per la trasmissione e per la possibilità che ci date di esprimerci. Grazie, prego. Volevo fare una domanda all'avvocato cortesemente in merito al reddito di cittadinanza, se è possibile. Certo. Sì. Dunque, il punto è questo, caro avvocato, purtroppo ciò che da più parti si temeva ed è stato smentito, invece è accaduto. Mi riferisco alle provvidenze relative al reddito di cittadinanza dell'anno precedente che sono state inserite a valore nell'ISEE, Sì. per cui hanno fatto lievitare il valore dell'ISEE e parecchie persone, purtroppo nella situazione di indigenza, si sono trovate fuori soglia e quindi non percepiranno più niente. Se ci può dare un'indicazione, un aiuto lei, io la ringrazio a nome mio e di quanti magari si trovano nella mia situazione. Grazie a lei per aver telefonato, allora vediamo se... Ma è vero, perché il reddito di cittadinanza, le norme si sono succedute nel tempo. Grazie, buonasera. Grazie a lei. grazie a lei. Le norme del reddito di cittadinanza si sono succedute nel tempo. E che cosa è successo? Nella prima fase, quindi nei primi 18 mesi, quello che diceva la legge, andando a valutare la composizione socio-economica del nucleo familiare, veniva assegnato ai richiedenti che ne avevano i presupposti, diciamo, una somma mensile, e quindi variava a secondo diciamo, del residuo reddito, dell'assenza di reddito, ma soprattutto della composizione del nucleo familiare, e praticamente, ovviamente, non faceva alcun reddito il reddito di cittadinanza, perché chi percepisce il reddito di cittadinanza è sussidiato, è un sussidio di Stato. Cosa è successo? Con il reddito di cittadinanza 2, quindi dopo i primi 18 mesi, e quindi in occasione della obbligatoria presentazione del nuovo ISEE, il nuovo ISEE va a calcolare tutto quello che si è percepito a qualsiasi titolo o ragione, tranne l'indennità di accompagnamento, l'invalidità al 100%, tutto il resto viene calcolato ai fini reddituali. Quindi le somme che si sono ottenute a titolo di reddito di cittadinanza purtroppo vanno ad incidere poi sui nuovi importi che vengono dati alle famiglie. Noi a livello nazionale abbiamo fatto istanze, ma questo possiamo fare perché il reddito di cittadinanza è una legge dello Stato, tesa a che cosa? Tesa a calibrare esattamente quelli che erano i bisogni dei nuclei familiari che richiedono questo sussidio. Deve essere comunque garantito, perché basta la semplice disamina. Se l'aumento di reddito è dovuto alla percezione del solo reddito di cittadinanza, è ovvio che deve essere tolto dagli indicatori ISEE, ma questa è una cosa logica. Purtroppo molto spesso il diritto non è logico, quindi le leggi che vengono emanate non c'è molta logica, e abbiamo fatto istanze con raccolte di firme proprio per andare a modificare questo tipo di calcolo, che è assolutamente liberticida, perché praticamente molte persone
stanno rischiando di avere problemi proprio, Certo. ecco, i quotidiani, quindi problemi alimentari. Chi prendeva 500 euro si è visto con 120 euro mensili, dubito che riesca a pagare una bolletta. Intanto non so se c'è un'altra telefonata perché volevo concludere con Sergio Mazzuca perché so che ha anche altri impegni poi dopo. Intanto volevo salutare anche Cristian Scalmazzi e Mariella Ippolito perché sono con noi anche oggi. Intanto vedo il dottore Scalmazzi, bentornato, grazie anche a Mariella Ippolito. Tra poco parleremo anche con voi perché i nostri telespettatori aspettano, no, queste novità di questi decreti, gli aiuti, insomma arriveranno, non arriveranno, quale sarà la platea. Intanto volevo tornare da Sergio Mazzuca perché appunto si aspettano gli aiuti. Ecco, Sergio Mazzuca diceva che l'imprenditore oggi deve adeguarsi, no, al cambiamento dei tempi, bisogna rinnovarsi, quindi però ci sono altri imprenditori che probabilmente non hanno la forza, no, per fare questo cambiamento. Non so se abbiamo ancora Sergio Mazzuca. Eccolo, Sì, eccolo, sì, sì, non la vedevo sì. più. Allora, anzitutto volevo precisare che oggi il nostro nemico principale è il Covid-19. Certo. Bisogna fare squadra e bisogna unire le forze al fine di sconfiggere con vaccini, con cure, con distanziamento, con quello che è questo maledetto virus. Quindi questo è secondo me il primo obiettivo, facendo squadra. E poi sinceramente il futuro io lo vedo bene, lo vedo perché la storia, voglio dire, ci insegna che dopo una grande guerra, dopo una grande pandemia, cioè, l'economia avrà il suo risveglio, avrà i suoi benefici. Io però ho paura che noi del Sud non siamo pronti al salto di qualità, a fare di questi fondi che arriveranno veramente una leva forte per i nostri giovani e naturalmente per le generazioni che verranno. Ecco, volevo precisare questo perché è importante. Beh, è chiaro, perché la crisi... Poi noi come Confapi, io Sì, sai, sono anche certo, presidente regionale di Confapi Orafi, abbiamo dato la disponibilità nelle nostre aziende di vaccinare con i nostri medici, perché nelle nostre aziende abbiamo il medico, i medici di supporto e quindi abbiamo dato la disponibilità di vaccinare i nostri dipendenti all'interno delle aziende. Quindi io ribadisco oggi il nemico numero uno è il Covid, quindi bisogna fare squadra, le istituzioni, lo Stato, quello che ci rappresenta, le categorie, la popolazione, dobbiamo fare squadra al fine di sconfiggere prima possibile questo virus. E poi io vedo, ripeto, dopo questa battaglia io penso che avremo tantissime altre opportunità per portare avanti bene il Sud Italia. Certo, chiaramente perché non l'abbiamo sempre detto che la crisi economica va proprio di pari passo con la crisi sanitaria, purtroppo quello ha ragione Sergio Mazzuca, l'obiettivo è sbarazzarci finalmente di questo virus subdolo che davvero ha stravolto, no, le nostre vite. Intanto voglio sentire chi è in linea in questo momento, pronto? Telefonata, pronto? 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 Eccoci, da dove chiama? Io chiamo da Cosenza, sono Franca. Benvenuta signora, ci dica. Da precisare che nella Brescia sta nevicando. Dove sta nevicando? Non ho capito. No, io volevo fare una domanda all'avvocato. Ho capito, io sto partecipando ai TIS, tirocini di inclusione. Ai tirocini di inclusione, sì. Ho fatto domanda di reddito di cittadinanza, volevo sapere se sono compatibili. Quindi i tirocini di inclusione se compatibili. Sì. Modellini se è inferiore a 6.000 euro. Sì. Sì, allora signora, può ascoltare la risposta perché tra poco non so... Dalla televisione, brava. Perfetto. Sì, chiudo. Perfetto, perché intanto voglio salutare Sergio Mazzuca perché tra poco dobbiamo andare in pubblicità, quindi aspetti perché tra poco daremo la risposta, faremo intervenire anche Mariella Ippolito, Cristian Scalmazzi. Intanto
volevo salutare Sergio Mazzuca e mi piace questo ottimismo, no? di Sergio Mazzuca. Che... Volevo... Sì, prego. Abbiamo problemi forse sul collegamento, mi dite Sergio Mazzuca? Vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento. Mi sente? Ecco. Pronto? Ecco, adesso la vedo, sì. Sì, allora volevo fare una riflessione sul reddito di cittadinanza, se mi era consentito. Certo, certo. È pur vero che il reddito di cittadinanza naturalmente ha sollevato tantissime famiglie e di questo voglio dire dobbiamo essere fieri, però purtroppo ha generato anche tanto lavoro nero, quindi a mio avviso il reddito di cittadinanza elargito come è stato negli ultimi anni dovrebbe essere, come dire, modulato e rivisto. Ecco, era solo questo la mia riflessione, perché era doveroso da parte mia dare anche questo contributo. Certo, non è più una politica... Ti faccio sentire anche il commento sul reddito di cittadinanza dalla dottoressa Ippolito. Allora scateniamo la dottoressa Ippolito. Ecco, Sergio Mazzuca, noto imprenditore, non so se c'è la dottoressa. Eccola. Sul reddito di cittadinanza che cosa risponde, insomma, che cosa ne pensa lei, dottoressa? Allora, io diciamo che dal primo momento l'ho sempre vista come una misura sbagliata e addirittura è un'offesa per chi ogni mattina si alza e va a lavorare, perché nei termini in cui è stata inquadrata questa misura non fa che sussidiare i fannulloni e i vagabondi, che già non avevano voglia di fare prima e ancor meno ne hanno ora. Quindi non posso che essere a supporto di quello che ha già detto l'imprenditore Mazzuca, quindi assolutamente è una misura che in questa forma è sbagliata, perché ci sta dare un supporto per chi è disoccupato, ma deve essere una situazione momentanea. Invece, per come l'hanno intesa, in questo caso i calabresi, ma credo che la cosa sia generalizzata in tutta Italia, è vista come una forma di pensione. Ecco, addirittura adesso chi la percepisce chiede se c'è un giorno di ritardo nell'erogazione della misura, il perché ci sia il giorno di ritardo, perché è visto come una mensilità, come una pensione costante, presente, senza essere ammesso nessun tipo di ritardo, quindi sbagliatissima da tutti i punti di vista. Speriamo che verrà rimodulata, perché a quanto pare il governo Draghi vorrebbe apportare delle modifiche, vorrebbe rendere più operativi i centri dell'impiego. Vediamo se è ora che si rendano operativi, in modo tale da far sbalzare dalla sedia tutti questi che ne stanno usufruendo. Quindi una politica attiva del lavoro, quello dovrebbe quella è la ratio, no, del reddito di cittadinanza, politica attiva del lavoro, che però si è trasformato, vuoi per il Covid, vuoi per una serie di vicissitudini, in una forma di assistenzialismo. Tutto quello che la legge prevedeva poi non certo. La catena si è spezzata a un certo punto, perché doveva essere una misura temporanea e, vedi Navigator, in quel periodo di sussidio bisognava trovare il lavoro a chi beneficiava del reddito di cittadinanza. È mancato questo passaggio, perché la legge era perfetta, semplicemente che è mancata la temporaneità. Quindi vedremo cosa accadrà. Quindi ha sentito Mazzuca il parere della dottoressa Ippolito sul reddito? Speriamo, sì. Sperando che fra un anno magari ci ritroveremo qui a raccontare cose più belle. Sicuramente no, ma io quello che dicevo, mi piace l'ottimismo di Sergio Mazzuca, perché le difficoltà di questo anno sono state incredibili, diciamocelo, no? Immense, ecco, immense, perché oltre al problema di salute, che è stato importante, che ha inciso tanto nell'ultimo anno, e affrontare la quotidianità con 70 dipendenti nel mondo del lusso non è facile, non è stato facile. Ma ripeto, sono ottimista e fiducioso
nel presente e nel futuro. E questo ci fa enormemente piacere. Perfetto. Io la ringrazio per questo suo contributo, poi chiaramente quando vorrà, noi ogni giovedì siamo qui. Quindi io faccio i complimenti a lei, all'avvocato, perché veramente fate una trasmissione come dire, costruttiva e positiva. Purtroppo, ahimè, negli ultimi periodi vediamo solo notizie cattive, solo notizie brutte. Purtroppo si parla solo di Covid e di 'ndrangheta. Quindi questo è anche un problema come dire, negativo che dà delle riflessioni. È pur vero che se ne deve parlare, per l'amor di Dio, però ecco, io nei TG metterei pure un po' di più ottimismo. Noi ci proviamo. Intanto io la ringrazio davvero, quindi quando vuole, quando vorrà, noi saremo sempre ben lieti di ospitarla qui. Grazie intanto. Ringrazio per l'invito, buon lavoro a tutti e in bocca al lupo. Grazie. Noi invece ci fermiamo pochi istanti per la pubblicità, torneremo tra poco perché dobbiamo sentire anche Cristian Scalmazzi e poi abbiamo un po' di richieste che ci arrivano, di domande dei nostri telespettatori che ci arrivano sul nostro WhatsApp. A tra poco. Ed eccoci di nuovo in studio. Allora, rispondiamo alla signora che ci aveva telefonato prima in diretta chiedendoci se il tirocinio di inclusione, giusto avvocato, è incompatibile con il reddito di cittadinanza. No, è compatibile. Ai fini del reddito di cittadinanza dobbiamo sapere che conta solamente il reddito. Quindi anche lavorare, trovare un posto di lavoro percependo il reddito di cittadinanza fino a una certa somma è compatibile. Ovviamente se questo tirocinio di inclusione vi danno 800 euro al mese vi dovete dimenticare il reddito di cittadinanza, quindi è sempre, si va a vedere che reddito porta ai fini per continuare a percepire il reddito di cittadinanza. Si può anche lavorare con il reddito di cittadinanza, bisogna vedere che reddito poi materialmente si percepisce per vedere se la misura debba decadere, vi venga revocata o meno, quindi semplicemente i parametri sono soltanto quelli. Certo, poi sul nostro WhatsApp, insomma, stanno arrivando anche delle considerazioni, perché prima Sergio Mazzuca, l'imprenditore Sergio Mazzuca, diceva che bisogna cogliere, no, le opportunità post-Covid. C'è chi dice forse noi al sud non riusciremo a cogliere queste opportunità, chi invece è fiducioso. Io volevo fare intervenire anche il dottore Scalmazzi. Che hanno il polso delle aziende. Ecco, certo, perché intanto bentornato dottore Scalmazzi. Ma come diceva Mazzuca, si riuscirà a cogliere questa opportunità post-Covid? Perché prima o poi questa pandemia dovrà finire, insomma adesso dobbiamo accelerare sui vaccini, si spera, al più presto possibile, e quindi poi questa pandemia dovremo lasciarla alle spalle, quindi non rimarranno solo macerie. Speriamo di riuscire, no, a cogliere le opportunità che ci verranno. Allora sì. Sicuramente la possibilità di cogliere le opportunità che ci saranno alla fine della pandemia sono collegate comunque alla strutturazione organizzativa e alla possibilità di investimento che potranno avere gli imprenditori che riusciranno ad uscire indenni dalla situazione economica attuale. Io vi vorrei ricordare che il mercato comunque delle piccole partite IVA, quindi io non parlo di imprese di medie dimensioni, di aziende che hanno una determinata struttura organizzativa interna, ma parlo soprattutto di quelle piccole aziende con una dimensione limitata fino a 5 dipendenti, che sono quelle che più stanno soffrendo la crisi, perché erano quelle aziende votate al servizio del consumatore finale, quindi parliamo del titolare della pizzeria a taglio piuttosto che del solito bar dove ogni giorno prendiamo il caffè. Queste aziende hanno poco da cogliere alla fine della crisi proprio per la loro strutturazione
sono delle persone che svolgono un lavoro che potrebbe essere svolto anche da dipendenti, mettendo ogni giorno impegno in quello che fanno per servire il cliente. Certamente già molti imprenditori strutturati sono riusciti a cogliere, nonostante la pandemia, grosse opportunità, portando anche degli importanti guadagni a casa, però, come vi dicevo, avendo noi una dimensione di assistenza alle piccole imprese, intese soprattutto come il piccolo imprenditore che fornisce il servizio al consumatore finale, per queste piccole partite IVA l'uscita dalla crisi io lo vedo un percorso molto lungo e non credo che avranno molte possibilità di raccogliere opportunità post-crisi. Quindi vedremo anche gli aiuti che arriveranno, no? Perché ancora stiamo aspettando questo nuovo decreto. Il decreto dovrebbe essere, dalle ultime notizie, portato domani in Parlamento. Quindi dovremmo esserci? Dovremmo esserci, sicuramente non ci saranno sostegni adeguati, quindi il nuovo governo sta seguendo la stessa linea del precedente governo, stanno insistendo e promettendo maggior impegno nella lotta al virus attraverso una campagna massiccia di vaccinazioni che fino ad oggi io non ho visto. Io quello che oggi sto vedendo purtroppo è che i sostegni non arrivano. I casi Covid anche nella nostra provincia di Cosenza sono in forte aumento. Abbiamo dei comuni in zona rossa, altri comuni che stanno entrando in zona rossa, senza nessun aiuto da parte di nessuno e con un quadro che è sempre più confusionario. Quindi tutto come un anno fa, o forse peggio? Io direi che siamo peggio di un anno fa. Almeno un anno fa c'era speranza che ci faceva illudere di qualche promessa e del superamento della crisi e della pandemia. Oggi la gente non ha più voglia e speranza di credere in nulla, ha bisogno di concretezze. Sì, A proposito di diritti negati, vi vorrei ricordare che in questi giorni è emersa un'altra problematica. Per i crack bancari che ci furono nelle grosse banche del nord Italia, Veneto Banca, Popolare di Vicenza, c'erano 144.000 risparmiatori che avevano perso il denaro che avevano sui conti correnti e sui libretti di deposito di questi istituti di credito, sì, dove il precedente governo e alcuni ministri avevano preso l'impegno già nel 2019 di provvedere a ristorare le perdite di questi risparmiatori tramite il fondo di garanzia. Dal 2019 ad oggi purtroppo circa 40.000 risparmiatori hanno ricevuto parte degli indennizzi, ne abbiamo altri 100.000 che poverini sono ancora in attesa di recuperare quello che gli è stato rubato. Certo, insomma questo è un diritto negato e come, poi c'è stato credo la pandemia, l'anno della pandemia che ha congelato, bloccato e forse fatto dimenticare, no? alcune Sì, è vero, situazioni. quello che spaventa però forse... Sì. Sentiamo chi è in linea in questo momento, pronto? Pronto, buonasera. Salve. Io volevo fare i complimenti a Sergio Mazzuca perché è stato l'unico a sottolineare il problema del reddito di cittadinanza, perché sono 2 anni che vengono regalati i soldi ai lavoratori in nero e questo è il problema, perché fa comodo a tutti non fare i controlli, perché purtroppo per me funziona così, una pensione è giusta, ognuno si fa il lavoro in nero più prende lo stipendio sicuro ogni mese, perché per loro i soldi ci sono precisi e puntuali e mi dispiace che tutte le associazioni, tutti i sindacati, tutti non segnalano mai questo problema, a discapito di chi lavora onestamente e guadagna poco. Lo sto ripetendo che è una vita, purtroppo così è e così resterà, perché fa comodo a tutti, anzi al reddito di cittadinanza gli danno anche buoni spese e reddito di emergenza. È una vergogna, perché ormai è un diritto acquisito di tutti, lavorare in nero più c'è il contributo dello Stato, un regalo. Grazie. Chiaramente va
io però volevo, ci è arrivato anche un WhatsApp, no? Io intanto ringrazio il nostro telespettatore che ha chiamato, perché mi piace questa trasmissione, diventa insomma un la luogo, voce. ecco, la voce di tutti, una voce eterogenea. Chiaramente il reddito di cittadinanza, così come insomma stiamo vedendo, no? Cosa è diventato, no? Dall'inizio insomma ad oggi, insomma non va bene, non è una politica attiva del lavoro. Ci scrive un nostro telespettatore che ci dice: percepisco il reddito di cittadinanza e non sapete per me com'è umiliante, ma devo pur sopravvivere. Anche io vorrei tornare a lavorare. Penso che la riforma del reddito di cittadinanza vada fatta, ma anche dei contratti di lavoro. Beh, e molte persone vorrebbero, no, lavorare, non ci sono soltanto quelli che si adagiano su questo reddito. Ma sicuramente no, ha avuto l'effetto premiante di questa misura è che ha tolto dall'esigenza alimentare tantissime famiglie di cittadini italiani, quindi l'ha tolto dall'emergenza alimentare. Dopodiché però una legge, quindi una rivoluzione, quindi di garantire a tutto un reddito, se non viene compiuta naturalmente porta un'involuzione, perché praticamente si è fermato, nonostante, ripeto, le decine di migliaia di navigator che dovevano aiutare a trovare lavoro, che sono stato un costo, cioè un onere molto pesante per lo Stato, questi navigator che praticamente hanno prodotto zero in pratica, e quindi la politica attiva che doveva essere il presupposto di questa legge è miseramente fallita, quindi più che altro andare a indagare lì. Poi ecco, andare a vedere se la misura è giusta o meno. Dovremmo garantire a coloro che sono cassi integrati o che sono part-time, quando non ricevono lo stipendio, lo ricevono in ritardo, eccetera, eccetera, dare comunque per un principio di uguaglianza le stesse garanzie e gli stessi diritti sia a chi percepisce reddito che a chi è lavoratore dipendente, perché giustamente il reddito di emergenza deve essere garantito a chi non percepisce. Quindi chi non percepisce il reddito di cittadinanza per un mese perché lo rinnova, o chi gli salta lo stipendio, o chi gli salta la cassa integrazione, deve avere questi benefici di legge, altrimenti no, sta mancando la coesione sociale, cioè non c'è più solidarietà, ognuno si fa i fatti suoi e non va bene così. Certo, abbiamo una telefonata, però intanto le dico, avvocato, che sul nostro numero WhatsApp c'è anche il dibattito sul reddito di cittadinanza, ci arrivano diversi messaggi tra chi insomma percepisce, cioè l'unica fonte, no, di reddito per mangiare, che è stata premiante questa, per fortuna, e chi magari che vorrebbe tornare a lavorare, chiaramente. C'è chi invece insomma ci sono dei diversi pareri, tra poco li leggeremo, perché intanto vorrei sentire chi è in linea in questo momento. Pronto? Buonasera dottoressa. Salve, da dove ci chiama? Da Cosenza. Benvenuto intanto. Volevo fare innanzitutto i complimenti a voi per la trasmissione e per quello che fate. Grazie, grazie, è sempre merito vostro. Volevo fare qualche domanda all'avvocato, se era possibile. Certo, certo, l'ascolta, eccolo. Niente, siccome io sono un cassa integrato, lavoravo nel mondo della ristorazione, l'anno scorso avevo sospeso il mutuo. Grazie a Dio ce l'hanno bloccato per un anno, dopo 1000 tentativi. Finalmente a ottobre ce l'hanno bloccato fino a giugno di quest'anno. Ma adesso eventualmente, siccome ancora di lavoro non se ne parla proprio, cassa integrazione zero da 5 mesi, quindi capite bene le condizioni, con 2 figli, una famiglia, a che punto siamo? Volevo sapere se si poteva fare una richiesta di nuovo per allungare di qualche mese, visto che ancora non si sa quando ne usciamo di questa benedetta pandemia. Perfetto, sì. Su questo dobbiamo aspettare il provvedimento che verrà licenziato domani dal Parlamento, perché le proposte sono quelle di, diciamo, procrastinare fino alla fine della pandemia tutti i benefici di legge, e quindi sia per quanto riguarda il divieto ai licenziamenti, sia per quanto riguarda la moratoria dei mutui in corso.
per cui dobbiamo semplicemente aspettare. C'è già questa sine die praticamente fino alla fine della pandemia, fino a quando le cose saranno così che si bloccheranno. Quindi diciamo questo, al pari delle cartelle che non rientrano in rottamazione, nel saldo e stralcio, che non verranno eliminate, e quindi di bloccare anche l'esazione fiscale. E certo, quello lì, gli interventi devono essere per forza legislativi, per cui dobbiamo leggere e ci dobbiamo riaggiornare alla prossima settimana, quando avremo il quadro più chiaro alla luce dei provvedimenti che domani penso verranno adottati. Quindi cassa integrazione da 5 mesi? Avevo visto che ancora cassa con questo cambio di governo che c'è stato ancora è tutto fermo, completamente fermo, ancora di più di prima. Cassa integrazione da 5 mesi che il telespettatore sta aspettando, si riaggancia alla telefonata di prima che dice il telespettatore... Sono 5 mesi, 5 poi mesi ho sentito, che non scusate, percepisce... avvocato, poi ho sentito che vogliono sospendere i bolli cioè varie situazioni, tra cui i bolli della macchina. Dal 2015, cioè dal 2010 al 2015, se non mi ricordo bene, cioè 2018 fino al 2020, 2021, cioè quelli vanno pagati, ma sono impazziti. Appunto. Facciamo intervenire la dottoressa Ippolito, perché quando si parla di cassa integrazione... È esplosivo l'argomento. Allora, nel caso specifico del signore che è un gas integrato, innanzitutto dovrebbe valutare di fare il modellino ISEE e poi, se sono degli importi che lui costantemente sta prendendo, diciamo pochi importi a distanza di tanto tempo e sono bassi, dovrebbe valutare il caso di fare un ISEE corrente. Perché visto che ormai è un anno che noi andiamo avanti in questo modo per quanto riguarda le casse integrazioni, che percepiscono veramente pochi soldi a distanza di 3, 4, 5, 6 mesi o addirittura ancora niente proprio, allora sarebbe il caso di vedere facendo prima l'ISEE ordinario, vedere il valore che esce dall'ISEE ordinario, fare un ISEE corrente del nucleo familiare, vedere il valore che esce dall'ISEE corrente e, se è il caso, presentare l'RDC, perché se ci sono i requisiti che l'ISEE corrente diciamo rispecchia tranquillamente, le due misure può andare l'altra misura a, diciamo, integrazione della cassa in questo caso. Quindi bisognerebbe fare questa valutazione. Certo, intanto io la ringrazio, non so se abbiamo ancora in linea il nostro telespettatore. No. Sì, grazie. Buona serata. Grazie a lei. Stanno arrivando tantissimi messaggi, dicevo, sul reddito di cittadinanza, insomma c'è un dibattito, no, su questa piattaforma. C'è chi ritiene il reddito di cittadinanza una misura che ha fatto aumentare il lavoro nero, sottraendo risorse a chi veramente ne ha bisogno, ci scrive il nostro telespettatore. C'è chi invece dice: io ho bisogno di questo reddito di cittadinanza per mangiare. E poi c'è questa richiesta di aiuto, ci arriva da Cetraro. Allora, la signora Sara: io e mio marito, scrive, siamo lavoratori stagionali, non lavoriamo da marzo 2020, vorrei sapere se per il Ristori 5, cioè per il nuovo decreto che non si chiama più Ristori, come si chiama adesso, avvocato? Sostegno. Sì. Ecco, mi sono un po' persa tra i Ristori 1, 2, 3, 4 sostegno, insomma il nuovo decreto che dovrebbe vedere la luce a breve, ci sono speranze. Siamo abbandonati da tutti, sia dal governo centrale sia dal governo regionale, ci scrive, abbiamo una famiglia da campare, fitto da pagare, bollette in scadenza, spero che qualcuno faccia qualcosa per noi. Quindi sui lavoratori stagionali abbiamo notizie. Chi mi risponde? Nel nuovo decreto... Il dottore Scalmazzi? Eccolo. Sì. Nel nuovo decreto legge dovrebbero essere previsti degli indennizzi per i lavoratori stagionali. Nel caso della signora, essendo lei il marito, avranno la possibilità di ricevere un indennizzo di circa 1.000 euro a testa,
che, come dicevo, sono comunque misure inadeguate ai fabbisogni di una persona, perché dare 1.000 euro una tantum dopo 3 mesi che le persone sono a casa ferme senza lavoro non serve a nulla. Servono altre forme di sostegno per alleviare le famiglie, perché qualsiasi sostegno può essere dato non aiuta nessuno a ripartire, perché comunque gli imprenditori che stanno stando fermi, quando ripartiranno, hanno il problema di come pagare i debiti che stanno accumulando in questi mesi. Sì, qua non lavorano da marzo 2020, quindi da un anno, lavoratori stagionali fermi da un anno, se arrivano 1.000 euro, insomma, per un anno, voglio dire, non è che ci facciano tanto. Non faranno, non potrebbero fare niente con 1.000 euro se hanno debiti. Ecco, questa è tutta anche categorie di popolazione che ben possono presentare la documentazione, la domanda di reddito di cittadinanza e in questo caso diventa l'INPS. In questo caso sì. Intanto abbiamo una telefonata. Pronto? Pronto? Salve, da dove ci chiama? Da Vibo Marina. Benvenuto intanto, prego. Vorrei parlare con l'avvocato oppure con la dottoressa Ippolito. Allora, la ascoltano tutti, quindi faccio la domanda e poi arriverà per quanto riguarda la mobilità in deroga del 2014, che c'era l'assessore Cuccioni e l'assessore Roccisano, a me ancora mi debbono pagare la mobilità in deroga da luglio 2014 fino a febbraio 2015, che poi parlano di altre cose le persone. A me mi dispiace, perché capisco quello che significa cassa integrazione e mobilità, perché io sono stato 10 anni in cassa integrazione con 4 bambini piccolini, di crescere, di casa, di pagare mensilmente. Le capisco a queste persone. Volevo sapere la mobilità in deroga dal 2014, se c'è qualche possibilità di pagamento. Attualmente io sono in pensione dal 2015, però vorrei sapere se quei mesi io l'ho persi oppure ancora le devo aspettare. Grazie. Grazie a lei. Allora, sono soldi persi questi? Che mi risponde la dottoressa Ippolito? Allora, non dovrebbero essere soldi persi, tant'è vero che diciamo un po' di mesi fa era ripartito lo scorrimento di questa graduatoria per erogare gli importi che ancora innumerosi debbono avere. Però consideriamo che se abbiamo fatica a pagare delle casse integrazioni che devono essere dati in una crisi pandemica, figuriamoci se è preoccupazione del governo erogare chi vanta questi crediti dal 2014. Quindi sono dei crediti da riscuotere sicuramente, però che noi possiamo dare un arco temporale, quello purtroppo non lo possiamo dire, perché è un qualcosa che è in sospeso e chissà fino a quando lo rimarrà. Questa è la situazione. Poi oltretutto, secondo me, per come stanno andando le cose, fra un po' di tempo il governo non si deve neanche preoccupare di emanare più dei decreti sostegno per le imprese, dovrà soltanto pensare di erogare un bel po' di soldini per poter dare ancora redditi di cittadinanza, perché se continuiamo di questo passo, quello che il governo si dovrà accollare saranno unicamente i redditi di cittadinanza, perché chiuderanno tutti le saracinesche veramente e a questo punto faranno tutti richiesta di reddito di cittadinanza. Probabilmente il governo vorrà questo, perché non c'è incentivo, non c'è meritocrazia, non c'è un distacco tra chi lavora e chi percepisce un sussidio, per cui chi ha l'interesse più a cercare lavoro attivamente, se quello che si guadagna nello stare a casa ed essendo percettori di una misura quale è stata stabilita con il reddito di cittadinanza è superiore a chi praticamente ha un regolare contratto di lavoro, che sia part time che sia full time, e tutti i giorni deve andare a lavorare. Quindi, non essendoci questo distacco, è normale che non c'è nemmeno interesse delle persone alla ricerca di un lavoro.
quindi passivamente uno si accontenta di ricevere il reddito di cittadinanza, e questo è quello che che si sta verificando in Italia. Quindi fin quando il governo supporterà questa situazione e non farà niente per cambiare questo stato di cose, noi purtroppo non possiamo fare che osservare quello che insomma vogliono, che dobbiamo accettare così passivamente. Insomma, intanto abbiamo altre richieste. Allora, ho fatto il rinnovo della domanda sul reddito di cittadinanza il 1° marzo, sono stata ferma a febbraio. Chiede, per fine marzo mi ricaricano la carta? Mi risponde tra poco perché abbiamo la pubblicità. Rimanete con noi. Ed eccoci di nuovo in studio. Allora rispondiamo subito alle domande che ci arrivano su WhatsApp. Allora, avvocato, questa telespettatrice ci diceva che ha rifatto la domanda del reddito di cittadinanza a febbraio, insomma vorrebbe sapere se arriveranno questi soldi per fine marzo. È stata ferma, quindi ha dovuto rifare la domanda. Perché è scaduto il primo periodo molto probabilmente, e quindi sì, arrivano anche in tempo breve. Il periodo di sospensione dell'erogazione del reddito di cittadinanza la signora lo può riempire con il REM, il reddito di emergenza, facendo domanda di reddito di emergenza, per cui c'è questo sussidio cuscinetto fra un periodo di reddito di cittadinanza e l'altro, per cui senz'altro arrivano. La lavorazione è molto breve comunque delle pratiche, soprattutto di rinnovo di reddito di cittadinanza. Perfetto, e poi abbiamo sempre sul reddito di cittadinanza, allora c'è una signora che chiede per un'amica, è in Italia, una cittadina comunitaria, in Italia ha la residenza da 8 anni in Italia, può chiedere il reddito di cittadinanza? Chiede? Sì, se è legalmente residente, quindi legittimamente residente in Italia, senz'altro sì, se con la concorrenza degli altri requisiti di legge e quindi di reddito naturalmente. Perfetto, intanto sentiamo chi è in linea in questo momento. Pronto? Pronto, abbiamo la telefonata? Pronto? C'è la telefonata? Chiedo ad Enzo. No, è caduta la linea. No, stavo vedendo che insomma sul nostro WhatsApp c'è una discussione molto animata, no? Ci sono molti telespettatori che proprio sul reddito di cittadinanza, oggi nessuno ce l'ha col reddito di cittadinanza, per carità. Noi anzi abbiamo dato anche le informazioni quando è stata varata questa misura, come accedere al reddito, alla pensione di cittadinanza, e chiaramente quello che viene evidenziato è che probabilmente anche a causa della pandemia che ha bloccato tutto, certo. Da politica attiva del lavoro si è trasformato in una forma di misura di assistenza. Non bisogna mai cadere nell'equivoco di scatenare una guerra fra poveri. Ci sono i cittadini, cioè chi più vive questa esperienza, soprattutto in questo momento, sono i cassaintegrati che non riescono a ricevere, le persone che hanno perso il lavoro e coloro che hanno il reddito di cittadinanza. Non bisogna scatenare la guerra fra poveri. Certo, assolutamente. Bisogna fare invece rete e forza su coloro che hanno provocato tutte queste situazioni, perché se non ci sono state nei decenni precedenti politiche attive del lavoro, praticamente hanno fatto sì che l'Italia non fosse concorrenziale e quindi non ha combattuto bene la piaga della mancanza del lavoro, quindi più su quello, perché altrimenti si sviluppa una guerra fra chi è cassaintegrato e non riceve la cassa integrazione, chi è il reddito di cittadinanza, chi per andare a lavorare vorrebbe uno stipendio più alto, quindi, ma non è questo il problema. Il problema sta a chi ha provocato questa situazione. Certo. Poi chiaramente in una regione come la nostra, dove qualsiasi misura che va a sostenere delle famiglie che si trovano in difficoltà, obiettivamente, perché ci sono famiglie che non hanno neanche i soldi per comprarsi da mangiare. Bisogna garantire a tutti una vita libera e dignitosa, ci vuole il principio di uguaglianza. Noi abbiamo detto prima che chi è cassaintegrato e sono 5 mesi che non riceve cassa integrazione,
sta molto peggio di chi riceve mensilmente il reddito di cittadinanza, e questo è innegabile. Chi da 5 mesi non riesce ad avere la cassa integrazione muore di fame. Per cui, certo, ecco, è una guerra fra poveri, ce la dobbiamo prendere con chi ha creato queste situazioni. Beh, insomma, quindi non, ecco, la questo strada bisogna sarebbe capire creare, bene. no, opportunità di lavoro anche in questa terra, perché molti vorrebbero Fare proprio questo, impresa fare e impresa. aiutare chi fa impresa, perché pubblico non ce n'è più. Quindi riscopriamo gli imprenditori che fanno impresa, quindi pubblico non ce n'è più. Intanto Quindi, salutiamo chi è in linea. Pronto? Pronto? Salve, da dove ci chiama? Buon pomeriggio, sono Massimo da Reggio Calabria. Benvenuto intanto, prego. Benvenuto a voi e grazie della supplementare che avete. Prego. Sentite, vorrei avere un consiglio dall'avvocato se è possibile. La sta ascoltando, prego. E allora, avvocato, io ho ricevuto un prestito da una finanziaria. Sì. Io però non la sento più. Io ho capito solo che ha preso... No, c'è il ritorno in televisione, per ecco, cui allora può se- abbassare il se certo. è abbassato Sì, il l'ho volume. abbassato. Sì, perfetto. Allora, sì. Allora, problemi A con posto. una finanziaria, insomma, ha preso... Con una finanziaria Sì. che l'ha fatto mia moglie. Purtroppo mia moglie è deceduta. Noi abbiamo la separazione dei beni e ora vivo io con i miei figli disoccupati, siamo in 2. Come bisogna comportarsi? Guardate, se il problema è che il debito è rimasta alla signora deceduta, non c'entra molto il fatto che voi siete in separazione dei beni, ma di chi accetta, se c'è stata un'accettazione di eredità, perché come sapete, indipendentemente dalla separazione dei beni o comunione dei beni, quando uno decede, gli eredi, quindi chiamati all'eredità, nel momento in cui accettano sia se c'è qualcosa oppure sia debiti che crediti, per cui prima di tutto dovreste valutare di che cosa stiamo parlando, perché se, la signora che cosa ha lasciato in eredità, questo vi voglio dire. Appunto, avvocato, vi chiedo scusa, eredi vuol dire già eredità, non ha lasciato niente. Non ha lasciato Non nulla. ha lasciato niente, quindi c'è solamente questo debito, avrebbe lasciato se voi accettate. Purtroppo sì. Se voi ritenete di non accettare e se nel contratto di assicurazione e di finanziamento non c'è qualche firma di garanzia da parte di qualcuno, perché non so se voi avete garantito con una firma o chiunque. Non c'era nemmeno l'assicurazione avevano fatto. Sì, vabbè, ma vostra moglie deceduta era l'unica, è la debitrice principale, unica debitrice. Sì. Per cui se valutate, non avete interesse ad accettare l'eredità, anche perché non ce n'è, potete andare in modalità gratuita presso il locale tribunale e praticamente dove si è aperta la successione, immagino voi siete da Reggio Calabria, e in modo gratuito gli eredi, chiamate all'eredità, voi e i vostri figli potete rinunciare all'eredità della defunta signora, in modo che si chiude per sempre con il passato. Quindi se non c'è alcun interesse, da come mi state dicendo, perché non ci sono beni che ha lasciato vostra moglie, potete rinunciare, e quindi non c'è interesse da parte vostra perché non c'è eredità, potete rinunciare all'eredità presso il tribunale lì di Reggio Calabria, c'è una cancelleria apposta, e fate in questo modo, in modo che chiudete, diciamo, anche questa storia. Triste perché è morta la signora, ma anche con tutto quello che la signora aveva, diciamo, di poste negative, in questo caso il debito. Quindi questo debito, perfetto. Senta, avvocato, ci sono dei termini?
Guardate, l'importante, ma mi state dicendo che la signora non ha niente perché si ha accettazione tacita dell'eredità. Per esempio, se la signora avesse avuto un bene immobile e voi vi foste comportati come proprietari. Per esempio, se le rate di questa finanziaria che pagava in vita vostra moglie, voi la pagate, voi praticamente vi state già dimostrando la qualità di erede, quindi per fatti concludenti si chiama. Per cui se lasciate le cose ferme così come sono, potete andare, non ci sono termini, però fatelo entro un anno in modo che non c'è assolutamente nulla. Non so da quando è morta la signora. Va bene. Sì, i tempi sono molto lunghi per accettare, per cui la qualità di erede si perde dopo 10 anni, però sempre che voi naturalmente nel frattempo non fate nulla che sia incompatibile con la volontà di rinunciare, per cui quando si deve fare un pagamento rateale, se voi pagate una rata è come se accettaste l'eredità, ecco, quindi non fate questo, diciamo, se l'intenzione vostra è quella di andare a rinunciare in tribunale. Noi abbiamo pagato, avvocato, abbiamo pagato le prime 4 rate nel momento in cui c'era mia moglie. Sua moglie l'ha pagata però. Vostra moglie, quando c'è l'invita vostra moglie, dopo che da quando è deceduta non avete più pagato? No. E allora siete in questa situazione, quindi se vostra intenzione è rinunciare... È morta 3 mesi fa. E mi dispiace molto, se è vostra intenzione rinunciare all'eredità, c'è una cancelleria presso ogni tribunale dove potete andare a rinunciare, quindi con i vostri figli naturalmente, e quindi all'eredità della signora. Va bene, in modo molto semplice. Certo, diciamo, noi intanto vi abbracciamo da qui perché insomma è un dolore recente, un lutto recente. Quindi... No, ci ha lasciato in tre maschietti, ci ha lasciato. Ho capito, insomma, davvero il nostro abbraccio da qui. Grazie bella mia, una buona serata, perché vi vedo sempre quando ci siete in televisione. Grazie. E un grazie all'avvocato anche. Grazie a voi della vicinanza che ci dimostrate. Una buona serata, grazie, gentilissimi. Grazie e buona serata. Intanto abbiamo altre domande. Mi spiegate, ci chiedono come funziona il calcolo dell'ISEE? Abbiamo un commercialista, abbiamo chi volete, per un cui, commercialista, prego. un consulente, abbiamo il dottore Scalmazzi. Prego, dottore Scalmazzi. Chi ci spiega come funziona il calcolo? Perché noi parliamo sempre dell'ISEE, ma infatti il nostro telespettatore ci chiede ma come funziona questo calcolo? Allora, il modello ISEE è uno strumento che è nato per misurare la ricchezza non del singolo individuo ma del nucleo familiare. All'interno dello stesso vanno a confluire tutti quelli che sono redditi e patrimonio, sia mobiliare e immobiliare, che possiedono tutti i componenti del nucleo familiare, che viene preso come base di riferimento per il calcolo dell'ISEE. Per capirci, all'interno di un modello ISEE che cosa rientra? Rientra il reddito da lavoro dipendente, rientra il valore dei conti correnti, depositi del risparmio, buoni fruttiferi, quindi rientra nella voce del patrimonio immobiliare tutta la liquidità che la singola persona non utilizza. Per quanto riguarda invece il patrimonio immobiliare, è dato dal valore che viene calcolato come si calcola ai fini IMU, con dei coefficienti di moltiplicazione della renta catastale che vanno a definire il valore del patrimonio degli immobili posseduti dal singolo componente del nucleo familiare. Questi valori, una volta elaborati, vengono divisi per un numero. Questo numero è collegato al numero dei componenti il nucleo familiare dichiarato all'interno del modello ISEE. Questo cosa serve? Serve a definire poi, sulla base del numero delle persone che sono all'interno dell'ISEE, la ricchezza effettiva della famiglia. Questo valore viene calcolato
con riferimento ai 2 anni precedenti la data di presentazione del modello ISEE. E mi spiego meglio: per l'anno 2021, quindi per l'ISEE che un soggetto presenta nel corso di questo anno, vengono presi come dati di riferimento il valore dei beni immobili, quindi case, terreni posseduti alla data del 31 dicembre 2019, come così vengono presi i valori di saldo e giacenza media di conti correnti, libretti, posseduti al 31 dicembre 2019. Quindi il riferimento della ricchezza viene calcolata con riferimento all'anno 2019. La somma di questi valori diviso per questo coefficiente, che è un coefficiente fisso in base al numero dei componenti del nucleo, determina poi il valore economico dell'ISEE, che è alla base delle erogazioni di tutte le prestazioni a sostegno del reddito, nonché di tutte le prestazioni collegate al diritto allo studio, alle erogazioni delle prestazioni a favore di minori e per quanto riguarda anche le prestazioni socio-sanitarie e assistenziali. Quindi abbiamo chiarito, no, anche come funziona il calcolo dell'ISEE. Chiaramente quando avete bisogno dell'ISEE ci sono i CAF, insomma hanno i programmi, no, proprio per il calcolo dell'ISEE a casa. Credo sia un poco più complicato. Un po' più complicato, sì. Quindi, Avvocato, una domanda anche per lei. Allora, chiede questo nostro telespettatore se si può chiedere rimborso all'Enel che ha addebitato per anni un'IVA pari al 22% invece che al 10% alla sua azienda agricola. Sì, stiamo partendo con queste azioni di rimborso. Tengo a precisare che però la prescrizione è quinquennale, quindi stiamo andando a recuperare gli ultimi 5 anni. Naturalmente per operare questo rimborso ha bisogno proprio necessariamente praticamente del cartaceo, praticamente del pagamento di queste bollette e averle. Quindi diciamo. 5 anni sì, però. Perché sono 5 anni come tutti i contratti di somministrazione soggiacciono alla prescrizione quinquennale. Perfetto, quelli di 6 anni fa, niente. Quelli di 6 anni fa, ciao. Sì. Telefonate intanto, pronto? Pronto? Pronto, sì. Da dove ci chiama? Da Cosenza, da Bessignano, provincia da Cosenza. Benvenuto intanto, prego. Sì. Complimenti per il colore che avete assunto ultimamente. Purtroppo. Ma ne usciremo presto, ne sono convintissima. Prego. Sì, dovevo fare una domanda all'avvocato. Sì. Posso farla? La sta ascoltando, certo. Allora, io per 36 anni ho lavorato autonomo, ho pagato tutti i contributi, ho pagato tutti sempre il reo. Il 2017 purtroppo ho avuto un'ischemia, ho fatto una cardiovessione a catanzale, poi non è riuscita, sono andato sempre peggiorando, siamo arrivati al pessimegro. Un mese fa ho avuto un infarto, ho dovuto fare un'angioplastica, sto male, c'è una fibrillazione reale cronica, non riesco a lavorare, sempre l'ho dovuto passare ai miei figli, mi stanno dando una mano i miei figli, ho pagato tutti quelli. Non riesco a percepire un po' di pensione. Ma quanti anni avete, scusate? Come? Quanti anni avete? Io ho 59 anni. Giovane. Siete troppo giovane. Avete praticamente avete fatto l'invalidità, quindi vi hanno accertato l'invalidità? Sì, vi danno... E attualmente siete disoccupato? Sì, sono disoccupato perché non lo posso fare più col lavoro, anche in mezzo. Perfetto. Però mi sembra negato, io devo pure avere. Per 34 anni ho pagato sempre i contributi, tutto regole. Certo, perfetto. Sì. Voi avete, quindi vi hanno riconosciuto un'invalidità, almeno con tutte queste patologie, tale da percepire una indennità mensile, oppure ancora non l'avete fatto ciò? L'invalidità mi hanno dato 104,80 per le medicine e cose qua, però a me mi serve un po' di utile per vivere, perché se no come faccio?
Non ho capito se hanno riconosciuto forse... No, non avete il 74% molto probabilmente, avete qualcosa... Sì, ce l'ho il 75. E non vi hanno dato il beneficio economico, scusate. Mi viene sempre negato, all'ente ci ho fatto 2 volte le liste e mi viene sempre negato. E vabbè, quello si deve vedere e praticamente non ci sono le condizioni Che per devo andare... fare? È che vi sto dicendo che purtroppo non ci sono adesso le condizioni per andare in pensione perché non avete il dato anagrafico. Sicuramente vi potete mettere al reddito di cittadinanza e non c'è nessun dubbio. Quando avete l'età pensionabile, praticamente i contributi che avete versato naturalmente incidono sull'entità. E quindi questo perché attualmente non c'è alcuna soluzione. Siete troppo giovane per avere, diciamo, un beneficio. Siete disoccupato, stando in questo modo l'unica forma è quella di andare in RDC. La dottoressa Ippolito, se c'è comunque, che così ci dà anche qualche ausilio per quanto riguarda... Sì, al volo perché abbiamo un minuto, dottoressa Ippolito, quindi al volo. Allora, però per un attimo ho perso non si è sentito bene. Ausilio in merito a cosa? No, ausilio perché il telespettatore ha 59 anni, disoccupato e quindi non ha naturalmente i contributi per arrivare a quota 100, ma non avrebbe comunque il requisito anagrafico. A 59 anni, disoccupato. Invalido al 75%. Invalido al 75%, però non gli danno l'emolumento, il beneficio economico per quanto riguarda l'invalidità. Per cui, diciamo, se c'era qualche, oltre che mettersi al reddito di cittadinanza, se c'era qualche beneficio per sostenere la famiglia, diciamo. Però... Allora, oltre al diciamo, beneficio del reddito di cittadinanza, sempre supponendo che abbia un ISEE la sua famiglia che rientri nei parametri, perché l'ISEE non deve essere superiore a 9.360 euro, in più deve avere il patrimonio immobiliare che naturalmente non deve superare determinati parametri. Quindi la prima valutazione da fare è il modellino ISEE e questo naturalmente verificare. Potremmo quindi valutare questa cosa qui e poi per quanto riguarda la sua invalidità al 75% bisognerebbe anche capire se ci possano essere i requisiti per poter fare anche un aggravamento in merito a questa posizione. Certo. Però per quanto riguarda altre tipologie di sussidi, oltre che l'RDC, in questo caso non ci sta nulla. Grazie dottoressa Ippolito, io intanto la saluto perché siamo arrivati davvero in chiusura anche per questa trasmissione, per questa puntata. Grazie dottoressa Ippolito. Grazie a voi, buona continuazione. Salutiamo anche il dottor Cristian Scalmazzi. Grazie dottore Scalmazzi. Buonasera a tutti. Sicuramente prossima settimana daremo delle notizie belle perché arriveranno questi decreti e quindi avremo un po' il quadro, no, della situazione, vero dottore Scalmazzi? Sicuramente sì, o meglio sicuramente lo speriamo. Lo speriamo, noi sempre, insomma, speriamo sempre di iniziare, vero avvocato? Grazie Sicuramente. Dottore Scalmazzi, grazie, ci vediamo la prossima settimana. Noi dicevamo, speriamo sempre di iniziare con una bella notizia. Una bella notizia, speriamo bene, la prossima settimana. La prossima settimana noi ci impegniamo, daremo una buona notizia. Una buona notizia, solo belle notizie, ci speriamo. Grazie avvocato Rodighiero e grazie come sempre anche a voi, alla prossima, arrivederci.